Ciao gente, per fare questo video ho preso alcune scenette da vari episodi che a mio parere sono divertenti. PS, mi scuso per la qualità bassa delle scenette perché sono state riprese da un iPhone 4. Inoltre, in ogni scenetta vi uscirà scritto da quali episodi di stagione sono state prese. Detto questo, buona visione. In un emisfero, in un continente, in un paese, in uno stato, in una città, in un quartiere, in una strada, in una casa, in un salotto, 5 eroi sarebbero stati chiamati. Ad affrontare l'impresa più pericolosa della loro vita. Andiamo a sederci su quel divano. Sono dei pro. Il divano. Non mettetevi comodi. Sottoponiamo a qualche test. Questa è una semplice macchina della verità. Io le porrò alcune domande e mi risponderà sì o no e lei dovrà dire solo la verità, capito? Sì. Guarda qui, Lisa. Non vedi nessuna maglietta con la scritta Homer è un super cretino, giusto? Quella che abbiamo esaurita in 5 minuti. No! Mi dispiace, ma questo filone è un progetto altamente sofisticato. Se non lo usi con molta attenzione, vada avanti. Volete sapere il colmo per un falegname? Avere la moglie scornata! C'è una cosa che ancora non capisco. Quando parte il tratto del trasferitore, che fine ha fatto la sua testa? Ma si rifarà viva prima o poi. Aiuto! Aiuto! Guarda qua, quella spia dice controllare motore. Oh no, deve essersi tolto il nastro adesivo. Ecco, problema risolto. Segnalo, ciuccia del calzino. Calma, le serve solo un pizzico d'amore. Si sono ricordati del mio compleanno. Forza, mettiti in moto. Porca puttana. Tanti auguri a me. Esplosioni di reni da manuale. Questo spiegherebbe quei forti scoppi che ha sentito. Sta dicendo che non mi serve una marmitta nuova? Non mi sento tanto bene. Forse dovrei mangiare qualcosa. Oh, temo che i suoi giorni da buona porchetta siano finiti. Quanto mi rimane da vivere, dottore? Mi stupisce il fatto che lei sia ancora vivo. No, sto andando in un posto migliore. L'ospedale di Sheffield. Ma mi prendo in giro, sono spacciato. No, non lo sei, papà. Papà! Figlio. Perdonami, papà. La mia condotta è stata vergognosa. È stata la paura a farmi fuggire.
ma l'amore mi ha fatto tornare. Che Dio ti benedica, figliolo. Sapevo che non mi avresti mai abbandonato. Ora Omer questo potrebbe pizzicare un pochino, ma... brutta figlia di... Io sono la morte. Morte? Non ci interessa. Sono venuta per Bart Simpson. Bart, corri come il Mercurio! Come il dio Mercurio! Pignola, uno vale l'altra. Brutto bagamorto. Ti prego, non prendermi, prendimi Lau. Solo sappiamo tutti che lui è nato sfigato. È giunta la tua ora. Questo è per Pollo di Neve JFK! Chi? Hai. Fico. Papà, ti rendi conto di cosa hai fatto? Hai creato un mondo senza morte. Vuol dire che le soap opera non finiranno mai? Credo di sì. No! Un mondo senza morte. Vengo lo spione, si può sapere perché non credo. Se lo sapessi te lo direi, te lo giuro. Meglio che chiamo mia moglie che ci dico che faccio tardi. Se sapevo che ci voleva tanto avrei acceso la TV. Pizza? I soldi sono sul banco, niente male. Che miserabile bastardo. Questo mi trovo corso. Oh? Che co... No! 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 Oh, no! Oh, no! È una fine! Oh! Di Babbo Natale! Piccolo aiutante di Babbo Natale! Madonna, qualcuno, ma è veramente lungo e stupido il nome. Quell'uomo ha inventato un sacco di cose, forse perché non aveva sprecato ogni momento della sua vita a parlare di Thomas Edison. Oh, è qui che ti sbagli, Marty. Era uno spudorato fautore di se stesso. Beh, tu non sei Thomas Edison. Ma ci sono! Ecco perché non ho mai combinato niente nella vita. Devo assomigliare di più a Thomas Edison, capisci? Fa come credi. E comincerò proprio da adesso. Niente più maledetti pigiama. Ah! Da questo giorno in poi sono un inventore! Porcaccione, inventati un paio di mutande. Abbiamo comprato anche i 3 minuti di ossigeno. Oh, grazie, figlio mio. Posso giocarci fuori? Posso? Ciucellona! C'è qualcosa di diverso in cucina. Il tostapane non mi ha mai mentito finora. Cioè, il signore ha messo un parchimetro in due perché vuole che parcheggi. Sono i soldi guadagnati più facilmente in vita mia, trascinando un parchimetro da 50 kg. Non è di quel tipo? Perfetto, ora portiamo il parchimetro al prossimo idiota. Homer Bros? Ma come? Gira, gira la bottiglia.
bambina basta solo che si fermi sulla pupa più carina. Spero che ti piaccia il sapore della medicina antinervi. Ho baciato questo sprendellato! La mia bella! Non hai avuto l'onore di diventare mia pipì! Il video finisce qui. Spero che vi siano state di vostro gradimento le scenette. Grazie per la visione. E ci riciao gente.